Poi in realtà cioè, l'ho ascoltato però non l'ho suonato fino al 2007, lì proprio mi è presa la scimmia, nel senso che mi sono messo a costruire il cigar box, quindi ci sono entrato proprio completamente. La cosa bella era che oltre va bene alle cose vecchie ho visto che c'era anche tanta roba nuova, cioè era fresco come genere, molto vivo, un bel approccio sentito, ancora sentito tutti. Come ascolti allora Blind Willie Johnson sicuramente, poi Rosalie Hill, vabbè, Son House, Bukka White, Skip James. Poi più in là, qualche tempo dopo, mi sono spostato su tutta la scena dell'Hill Country, quindi Burnside, Junior Kimbrough, eccetera. Tutta quella roba l'ho ascoltata un sacco, mi piace tantissimo tuttora, penso che si sente in effetti. Cioè non mi piace il blues troppo pettinato che ne so, alla Clapton per dire. Mi piace roba che abbia energia, che contenga sì, un'anima punk in fondo, perché alla fine i bluesmen erano i primi punks. Questo. Alla fine parla di cose che viviamo tutti i giorni, cose quotidiane. Poi, cioè, considerando la crisi, è musica da crisi alla fine, cioè, quello è qualcosa che parla della realtà di tutti i giorni alla fine.